Il ritorno dell'eroina, la droga che tra gli anni 70 ed 80 ha fatto a pezzi un'intera generazione. Lo avevano già evidenziato i recenti bilanci annuali delle forze dell'ordine. Lo hanno confermato anche le operazioni di polizia messe a segno nelle ultime ore. La più eclatante è quella condotta dai carabinieri di Mestre, che ieri sera in un garage di Marghera hanno sequestrato quasi mezzo chilo di sostanza purissima, arrestando 2 quarantenni. Ma l'eroina è una droga che ormai gira sempre di più anche tra i giovanissimi, come testimonia un'altra indagine condotta dai militari dell'Arma del centro storico, che nel corso delle perquisizioni domiciliari si sono imbattuti in situazioni a dir poco desolanti. Ragazze di 20 anni che appunto, devo dire, collezionavano nelle proprie camere siringhe usate sicuramente per iniettarsi sostanza stupefacente. Un quadro questo emerso dall'operazione denominata Pollicino, che ha portato all'arresto di 3 grossisti con dimora a Marghera e di 3 ventenni residenti in Laguna. Il sodalizio riusciva a piazzare in centro storico anche 40 grammi di droga al giorno, in piccole dosi da 30 euro. 50 i ragazzi segnalati, molti dei quali minorenni. Mi ha colpito maggiormente le difficoltà che incontrano le famiglie per cercare di recuperare ragazzi che appunto si trovano a contatto con questo mondo e che ne vengono progressivamente risucchiati senza possibilità a volte di uscirne.